nella giornata di ieri ci sono state tante esperienze a confronto, esperienze di cammino. Ci è data la possibilità ora di mettere a frutto un po' tutte le esperienze, ci sono state i cammini e cercare di lavorare sul calendario la finalità di portare avanti quelli che sono i cammini in Sicilia e metterli in una rete comune. L'obiettivo che si sta manifestando sia a Galla sia a Callifusi, sia tutte queste associazioni che si stanno cimentando in questa esperienza bellissima. I cammini sono, diciamo, tutte quelle esperienze che ti mettono in pace con te stesso, perché da solo fai una riflessione su tutto quello che c'è intorno a te, su tutto quello che c'è intorno a te, staccando quelle che sono le cose della quotidianità e gli impegni diciamo, della vita quotidiana. E speriamo che anche questo possa essere un'opportunità per il nostro comune del Caro, un piccolo comune di 2000 abitanti, che avrà la possibilità di accogliere dei pellegrini, di far conoscere il territorio, le bellezze culturali, tutto quello che c'è intorno all'Alcaliffusi, che sono tante cose e che probabilmente magari non hanno la visibilità che meritano. È già un evento.